Buonasera a tutti, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Liguria Fishing Adventure. Questa sera un video un po' anomalo. Dopo quello che è successo nelle Marche, il canale ovviamente poggia la sua solidarietà al popolo marchigiano, ma bisogna anche fare una piccola riflessione. Quando io vedo il telegiornale, nei tanti telegiornali che passano alla televisione, sempre le solite immagini e mi stringe veramente il cuore da essere umano vicino alle vittime, alle famiglie delle vittime e da padre vicino a questo signore che da qualche giorno sta pregando che suo figlio si rifaccia vivo. Detto questo, il canale ovviamente si stringe, come già detto, alle vittime e soprattutto alla Regione Marche. Una piccola riflessione però, in tutto questo vengono citate le vittime, vengono citate giustamente i danni, ma le cause, quali sono le cause? Negli ultimi anni eventi atmosferici incredibili, situazioni surreali che non si sono mai registrate, ok, va bene tutto. Quest'estate è stata un'estate caldissima, una delle estati più calde degli ultimi 100 anni, penso, non so neanche quando c'è stata una siccità del genere. Tantissimi fiumi erano in secca, hanno causato anche queste secche grandissimi disagi e danni all'agricoltura, alle industrie che facevano dell'acqua un punto a favore, ma questo doveva essere una grandissima occasione che doveva essere presa una palla al balzo, quella per fare le pulizie di torrenti e fiumi, dragare in questi maledetti fiumi, in questi maledetti torrenti, pulire gli alvei dei fiumi. Era un'occasione quella di quest'estate, per quanto drammatica dall'altra parte, grande come una casa. E mi riferisco in particolare all'Italia, io sono italiano, mi riferisco all'Italia. Secondo me quest'estate si è persa nuovamente un'occasione grande come una casa per fare qualcosa, qualche intervento molto semplice, di dragare, di scavare, di pulire, che avrebbe fatto bene sia all'ambiente che a noi, perché poi si sapeva che questo forte caldo con la prima aria fredda avrebbe creato delle forti perturbazioni, cosa che si sta registrando in tutta Italia in maniera differente. E nelle Marche ne abbiamo le prime dimostrazioni. A me fa tantissima rabbia, oltre che tristezza, ripeto, sia da essere umano sia da padre vedere le immagini in questi giorni di questa alluvione drammatica, ma mi fa anche tantissima rabbia perché si poteva intervenire prima e ripeto, un'occasione come quella di quest'anno, con una siccità incredibile dove i fiumi dei letti erano in secca e si poteva tranquillamente scavare, dragare e togliere il più possibile, era possibile. Io, come sempre, quando vedo qualcosa che non mi piace o che posso utilizzare il mio piccolo canale per dire la mia e magari suggerire qualcosa di spero sensato, lo faccio. Questa è un'altra occasione. Se qualcheduno sta ascoltando in questo momento, sappia che secondo me è bene approfittare di certe situazioni ambientali per fare dei lavori che servono per il futuro, servono per la sicurezza. E questo di quest'estate era un'occasione gigante, non di fare sempre i soliti servizi, manca l'acqua, manca l'acqua, manca l'acqua. Siamo in un paese dove più o meno, a dir poco, 6 mesi su 12 piove, quindi se manca l'acqua è anche colpa nostra che non la raccogliamo. Manca l'acqua perché abbiamo dei canali e delle reti idriche che fanno ridere, probabilmente sono ancora precedenti alla seconda guerra mondiale. Ok, è stato un momento di crisi grandissimo per il settore dell'agricoltura e altre attività, ma
era un'occasione gigante per pulire questi maledetti fiumi. Io mi auguro che sia stato solamente questo il caso, quello delle Marche per quest'anno, e spero che non ce ne siano altri. Ripeto, il canale si stringe attorno alle famiglie di tutte le vittime e soprattutto a quel padre che questi giorni sta passando l'inferno, e lo dico da padre anch'io. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura.